15 migranti sono stati mandati via questa mattina dalla struttura in cui erano ospitati da tempo, il Bragosso di Chioggia. Ora bisognerà capire quale sarà la loro destinazione. Sappiamo chi sono le persone che hanno fatto del male a mia figlia, confessate l'appello della madre della tredicenne che si è lanciata dalla finestra di una scuola in Veneto orientale. Ruba la carrozzina elettrica ad un disabile ma viene rintracciato e denunciato dai carabinieri di Milano, il ladro è un 27enne marocchino. Protesta davanti a Caparsette al grido Airbnb uccide la città, gli attivisti sono stati respinti dal cordone di forze dell'ordine, non sono mancati attimi di tensione. Un altro sopralluogo nell'ormai famoso quartiere Pertini a Mestre, questa volta per affrontare la questione dell'abusivismo più volte denunciata dagli stessi residenti. Avevano colpito 14 volte di seguito tra le province di Padova, Venezia e Emilia Romagna, nel mirino autonegozi, ora i tre nomadi affronteranno la giustizia. Buona parte della cittadinanza di Spinè è solidale con Don Flavio Gobbo, l'ex parroco in cura per ludopatia, nessuno può giudicare le debolezze umane. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli: erano violenti e creavano problemi, 14 migranti questa mattina sono stati cacciati dalla struttura in cui erano ospitati a Chioggia. Sentiamo. Eccoli, zaino in spalla e poche altre cose per andare chissà dove. Polizia e carabinieri infatti hanno sgomberato il Bragosso di Sant'Anna di Chioggia, l'hotel che da tempo ospita un gruppo di migranti e che alcuni mesi fa era balzato al centro delle cronache proprio per una protesta messa in atto dagli stessi migranti contro i titolari, che a loro dire li trattavano con poco rispetto. Perché noi non siamo animali, è vero che siamo immigranti, sono qua per aspettare qualcosa. Da allora sembrava che si fossero tranquillizzati, ma così evidentemente non è stato, e 14 di loro, che avevano anche rifiutato il trasferimento e si erano contraddistinti per questi comportamenti violenti all'interno della struttura, ora hanno perso il diritto all'accoglienza. Resta comunque la richiesta di protezione internazionale che andrà valutata dalla Commissione territoriale, ma non potranno più essere ospitati dalle strutture apposite. Non sono espulsi dal territorio nazionale, ma dovranno trovare una sistemazione al più presto in totale autonomia in attesa della decisione della Commissione. Nel frattempo il Bragosso, ormai rimasto vuoto, è stato chiuso definitivamente dalle forze dell'ordine. Ed ora torniamo invece a parlare del caso della tredicenne che ha tentato il suicidio. Ora ci aspettiamo che la scuola prenda dei provvedimenti nei confronti dei responsabili, dice il legale della famiglia della tredicenne che si è lanciata dalla finestra della scuola. Mentre proseguono con il più stretto riservo le indagini da parte dei carabinieri, si è concluso positivamente dopo molte ore l'intervento a cui è stata sottoposta la tredicenne del Veneto orientale che ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra del bagno della scuola, al primo piano. Sappiamo chi sono e devono venire allo scoperto, si era sfogata la mamma, mentre i legali della famiglia si augurano che la scuola prenda seri provvedimenti nei confronti delle 5 persone della scuola, non della sua classe, specificano che da dicembre avrebbero iniziato a prendere di mira la ragazzina tramite una chat su un social network. Allo Stato i carabinieri non avrebbero individuato collegamenti tra le due vicende, ma i legali evidenziano come a metà mese fosse stata presentata una formale denuncia per cyberbullismo contro ignoti. La giustizia però non si era mossa, racconta ancora la mamma. A marzo sono iniziati nuovi episodi vessatori nei confronti della tredicenne, fino al gesto estremo. Terminato l'intervento, la ragazzina sarà ascoltata dagli investigatori che nel frattempo hanno sequestrato anche il suo cellulare per analizzarne i contenuti. La ragazzina era seguita anche da uno psicologo del Servizio Sanitario Nazionale. Sulla vicenda si è espresso anche il ministro Fedeli. Vanno sospesi e sanzionati, ha detto, anche i ragazzi che hanno girato il video e che hanno guardato quanto avveniva in classe. Ha rubato una carrozzina elettrica ad un disabile ma rintracciato dai carabinieri, è stato denunciato per ricettazione mentre il mezzo è stato restituito al proprietario. Il fatto è accaduto a Ballò di Mirano nel Veneziano, i carabinieri sono risaliti all'autore del gesto, un marocchino di 27 anni, notandolo mentre era ubriaco e stava tentando di scaricare la carrozzina dalla macchina. I militari, fatti gli opportuni accertamenti, hanno scoperto che la carrozzina era quella proprio rubata ed hanno quindi proceduto con la denuncia e la restituzione.
Airbnb uccide Venezia. I protagonisti del presidio contro la piattaforma online vengono alle mani con la polizia. Hanno detto che l'incontro è stato rimandato, dato da declinarsi, nessuno sa nulla, nessuno sa quando si vedono, non si sa il prossimo data di incontro, questo è quello che succede in comune, i cittadini non vengono mai avvisati di nulla, non c'è nemmeno l'assessore al lavoro questa mattina, non è presente neanche in comune, per cui è impossibile farsi ricevere adesso e in più nonostante questo, nonostante il fatto che abbiamo chiesto un presidio, che siamo dei cittadini che stanno dimostrando qua, continuano a non farci voler andare sotto il comune. Allora noi lo diciamo, qua si continua ad espellere le persone dalle città, si continua ad allontanare i cittadini da quella che è la loro casa. Noi che vogliamo finire questo presidio, lo vogliamo finire sotto il comune di Venezia, vogliamo andare là con il nostro striscione, con le bandiere dell'Africa, con i cartelli che abbiamo scritto e fare una foto sotto il comune, perché quello che vogliamo è che la casa dei cittadini è da un diritto di tutti noi. Noi vogliamo andare là, Venezia non è il portafoglio di nessuno, Venezia è una città dove noi vogliamo stare e vogliamo passare. Queste sono le vedette che potete tenere. Piano, 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 piano. State facendo così contro dei cittadini. Basta. Momenti di tensione in mattinata tra polizia e attivisti dell'Assemblea Sociale per la Casa, che hanno cercato di forzare il cordone formato dagli agenti intorno a Cafarsetti. Secondo alcune voci, poi smentite, il municipio doveva ospitare in mattinata un incontro tra esponenti della giunta comunale e alcuni rappresentanti di Airbnb. I manifestanti accusano la piattaforma online di contribuire alla crisi degli affitti residenziali che da anni sta svuotando la città storica. State mettendo la città che volete dalla parte di chi la vende per 2 spicci e non fate andare i cittadini sotto il comune. Vergogna! Vergogna! Il comune, accusano i militanti, mira esclusivamente a trovare un accordo economico sulla tassa di soggiorno e sull'identificazione degli immobili messi in affitto, come se la questione degli oltre 6.000 alloggi disponibili su Airbnb non fosse una delle cause dirette dello spopolamento della città. I manifestanti lamentano anche la presunta mancanza di vere politiche abitative da parte dell'amministrazione. Un altro sopralluogo nell'ormai famoso quartiere Pertini a Mestre, questa volta per affrontare la questione dell'abusivismo più volte denunciato dagli stessi residenti. Abbiamo fatto un incontro con la dirigenza di Insula per prospettare alcune soluzioni che devono essere fatte rispetto a queste case che sono chiuse. A noi ne risultano qualcuno in più. I residenti di quartiere Pertini non si arrendono e continuano a tenere alta l'attenzione anche sulla questione delle occupazioni abusive, oltre a quella del degrado che però sta lentamente trovando soluzione. Molte case sono state murate ma lasciate in pessime condizioni. E anche qua è una casa di quelle murate che però ha lasciato ancora il mobilio all'esterno. C'è questa situazione, come dire, di incuria, e questo porta solo topi. Il comune dovrebbe farsi pagare questo qua che occupa un appartamento e che porta dentro i mobili e che butta fuori, azienda via e che saia. Perché adesso il comune deve pagare le cose che ha fatto gli altri, come non questo solo, un altro dall'altro lato e un altro che è ancora. Questo trovo una roba assurda. Secondo Rocelli, troppo spesso il quartiere è stato utilizzato come luogo di abbandono. Qui vengono abbandonati situazioni familiari difficili, vengono abbandonati anziani e nessuno li segue, se non alcuni degli assistenti sociali, e quindi chi si fa carico poi di dare incontro ai bisogni di questa gente? Il comitato di quartiere, il volontariato che abbiamo all'Auser e la gente del quartiere che si rimbocca le maniche. Ma noi vorremmo che ci fosse una risposta anche politica da parte del comune. Buona parte della cittadinanza di Spinè è solidale nei confronti di Don Flavio Gobbo in cura per ludopatia. Nessuno può giudicare le debolezze umane. La verità sulla misteriosa sparizione di Don Flavio Gobbo, parroco di San Vito e Modesto a Spinea, è arrivata dopo circa 2 anni di dubbi, illazioni e voci circolate tra i compaesani in modo incontrollato. A fare chiarezza sulla vicenda una nota della diocesi di Treviso. Il sacerdote si è sottoposto da mesi a un impegnativo programma terapeutico in un centro specializzato nella cura delle ludopatie.
L'ingente somma scomparsa dalle casse diocesane, si parla di circa 300.000 euro, sarebbe quindi finita nelle pance delle macchinette mangiasoldi. Una brutta storia per cui il sacerdote ha patteggiato una pena di 2 anni impegnandosi a restituire parte del denaro. E il paese si divide tra l'umana pietà per una patologia molto più diffusa di quanto si pensi e chi punta il dito contro il comportamento del parroco. Se è vero che un prete ha fatto una cosa del genere, credo che sia un po' vergognoso. Una persona che fa una certa scelta è come una madre, un padre di famiglia che lasciasse la famiglia oppure sperpera il denaro per delle cose del genere. È una vergogna assoluta. Penso che comunque siano persone umane, certo non dovrebbero cascare su cose del genere, però insomma sono persone umane anche loro e possono sbagliare come possiamo sbagliare tutti quanti noi. Uno quando si mette a fare il parroco penso che abbia anche una cultura, un modo di pensare e sia proprio per la gente che dia un bel esempio, ma questo non è un bel esempio. Purtroppo siamo tutti esseri umani alla fine, può succedere o non succedere, un momento di debolezza o altro che viene avanti. Non posso giudicare una persona per quello che fa o cosa. Ed ancora a cronaca, avevano colpito 14 volte di seguito tra le province di Padova, Venezia e in Emilia Romagna. Nel mirino auto e negozi, il PM ha chiesto per i 3 nomadi il rinvio a giudizio per furto aggravato e ricettazione. Razziavano di tutto, colpivano auto e negozi. Ha chiesto il processo per 3 nomadi, un uomo e 2 donne, 56 anni lui, 51 e 59 loro, tutti residenti ad Albignasio con la procura di Padova. Furto aggravato e ricettazione, queste le accuse. Il terzetto sarebbe responsabile, secondo l'accusa, di almeno 14 colpi tra Albignasio, 2 Carrare e Vigonza, nelle spiagge del Veneziano e del Ferrarese, nel mirino auto che venivano saccheggiate nei parcheggi. In un caso il bottino è stato di 8.000 euro, ma anche negozi dove entravano anche con minorenni. Il lupo perde il pelo, non il vizio. 2 dei 3 nomadi sono in questo momento agli arresti domiciliari dopo essere stati pizzicati a rubare all'interno di un camper. Un trasporto eccezionale composto da 4 reattori per un totale di 1.532 tonnellate complessive è transitato per il porto di Venezia con destinazione l'Iran. I reattori sono impiegati in una raffineria per la rimozione dello zolfo del gasolio. Il porto di Venezia si conferma scalo leader in Italia nel settore del project cargo, dichiara Pino Musolino, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. Solo nel 2017 infatti sono stati movimentati quasi oltre 850 carichi eccezionali. La dedicata fase di movimentazione dei reattori si è svolta attraverso trasporto stradale fluviale con partenza dal porto di Cremona utilizzando carrelli stradali speciali, una gru a portale con capacità di sollevamento di 500 tonnellate. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Lo scalo aeroportuale Marco Polo, sempre più intercontinentale, dal prossimo 5 maggio sarà operativa una nuova rotta diretta tra Venezia e Chicago, un investimento ingente che SAVE prevede di ammortizzare in 2 massimo 3 anni. E con questo siamo a 7. Tante sono le destinazioni complessive in Nord America collegate con Venezia da voli non stop in partenza dallo scalo Marco Polo. L'ultima in ordine di tempo sarà operativa dal prossimo 5 maggio e consentirà di raggiungere Chicago, il principale aeroporto degli Stati Uniti, il secondo dopo Atlanta per numero di passeggeri. Magari uno non ci pensa, ma far partire un volo così significa investire qualche milione di euro perché insieme alla compagnia far partire un nuovo volo che diventa profittevole nel giro di 2-3 anni, come dicevo. Noi ci crediamo. SAVE perciò continua a investire non solo sulle opere materiali ma anche sull'ampliamento del network. Il volo da e per Chicago è il secondo che American Airlines inaugura dall'Italia ed è destinato a incrementare il traffico business, passeggeri e cargo grazie a comode coincidenze verso altre destinazioni tra Stati Uniti, Canada e Caraibi. Dal Marco Polo tra pochi giorni sarà operativa anche la nuova destinazione di Seul, mentre su Pechino l'accordo già stipulato pare essersi arenato sui diritti di traffico che stanno rallentando le procedure. Ad ogni buon conto il numero 1 di SAVE è fiducioso.
Siamo fiduciosi di proseguire la marcia anche sulla via della seta. Per il sindaco Luigi Brugnaro questo nuovo volo consolida la vicinanza di Venezia alle scelte strategiche che gli Stati Uniti fanno nel mondo. Venezia, ha detto Brugnaro, torna a essere un luogo di grande prospettiva mondiale. I lavori per la sistemazione dell'aeroporto procedono, così come è in fase avanzata la progettazione per l'anello ferroviario che collegherà l'aeroporto alla città. Una stazione sotterranea e una fermata allo stadio, un sogno che tra meno di 10 anni sarà realtà. È stato attribuito a David Cronenberg il Leone d'Oro alla carriera per un regista della 75esima Mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta, che ha fatto proprio la proposta del direttore della mostra Alberto Barbera. Il regista di Scan, Il pasto nudo, La mosca, La promessa dell'assassino, nell'accettare la proposta ha dichiarato di aver sempre amato il Leone d'Oro di Venezia. Un leone che vola su ali d'oro è l'essenza dell'arte, non è vero? L'essenza del cinema sarà davvero entusiasmante. La 75esima mostra del cinema si terrà dal 29 agosto all'8 settembre. E questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento. Prosegue il dominio dell'anticiclone Apollo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 20 aprile. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione regalerà una giornata caratterizzata dal sole. Su tutti i settori, infatti, il cielo si presenterà limpido con copertura nuvolosa del tutto assente. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori massimi invece in aumento tra 24 e 27 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, anche qui sarà ampiamente soleggiato con il cielo che sarà sereno o al massimo poco velato sui settori alpini, non sono attese piogge. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12 gradi, i valori massimi invece risulteranno abbastanza caldi, compresi tra 24 e 27 gradi. E l'alta pressione Apollo dominerà anche il territorio del Trentino Alto Adige, tutto sole sulla nostra regione. Sin dal mattino il cielo si presenterà sereno ovunque, solo con qualche velatura sui settori alpini di confine. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori massimi sui 27 gradi ma con punte di 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.